Siamo con Marco Oschi Togni, un ragazzo che ha intrapreso una missione davvero importante. Sì, io sono un ingegnere 37enne che è partito il 17 marzo da sotto il ponte Morandi per fare un folle Giro d'Italia a piedi di 259 giorni e di circa 6.000 km. Il mio non è soltanto un Giro d'Italia a piedi, ma è anche e soprattutto una campagna di sensibilizzazione per far conoscere la sclerosi multipla e quello che è l'operato di AISM, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che si occupa di sclerosi multipla in Italia. Oggi sono arrivato a Pieve di Soligo, sono stato accolto in maniera direi fantastica, è stato veramente un bel pomeriggio e come dire, c'è stata una bella partecipazione ed è stato bello poter raccontare quella che è la mia esperienza, la mia iniziativa, quella che è la sclerosi multipla e far conoscere AISM anche in questo territorio. Quanto poco si sa della sclerosi multipla e quanta paura fa questo nome, sclerosi multipla. Ma fa paura perché la conoscenza in realtà c'è a 360 gradi, probabilmente la si conosce meglio se si è in qualche modo coinvolti, però la conoscenza oramai c'è, la ricerca ha fatto passi da gigante in questi 10 anni, non bisogna avere paura e come mi dicono alcune persone che ho conosciuto recentemente, bisogna uscire fuori, bisogna sapere che c'è un'associazione che se ne occupa e insomma venire fuori perché non è così tremenda la realtà come può sembrare da quelle due orribili parole che sono sclerosi multipla. Hai incontrato tanti giovani nel tuo cammino lungo lo stivale, tante amministrazioni, tante associazioni. Che cosa vuoi dire a tutte le persone, a tutte le realtà che ti hanno sostenuto in questo progetto? Voglio dire ovviamente grazie perché è bello perché c'è stato un bel crescendo in questo viaggio, tantissimi comuni hanno risposto presente, ho incontrato veramente tantissimi comuni, siamo oltre i 150 comuni, tantissime associazioni, vabbè le sezioni della mia associazione quelle sono sempre presenti, mi stanno seguendo lungo questo viaggio che è importantissimo per noi e sta dando come dire, un po' di richiamo a quella che è la nostra associazione, quello che è il suo operato e quindi siamo molto contenti. Ecco, sicuramente quando finirai questo viaggio, questo percorso, tornerai a lavorare, ma so che ci sono altri progetti per i prossimi anni, soprattutto nelle università. Assolutamente sì, perché forse la cosa più complicata è quello di far uscire fuori i giovani che hanno la sclerosi multipla, quindi il mio obiettivo è di andarli a prendere e di andarli a prendere tra virgolette nelle università per cercare di raccontare cos'è la sclerosi multipla in maniera un po' particolare e anche magari per riuscire a portarsi a casa delle persone, dei volontari che servono sempre in un'associazione come la nostra, che è un'associazione molto giovane, perché questa è una patologia che colpisce soprattutto i giovani.